30 anni, ma direi anche da 40, perché la prima minaccia di chiusura dei pozzi artesiani risale a una cosa che si chiamava PGRA, Piano Generale Risanamento Acque, partorito dalla Regione nel 1982. Però era un mostro dormiente che si è svegliato 10 anni dopo, nel 92. Sulla riva nord dall'Adriatico, la larga planure chiamate Basse Furlane e gli siore di Aghis, tanta le ver che a partire desse risultivis, a son tanti i flus che anassin e accorren giù per planure fin al mar. In ete moderne, al popolo de Basse non gli ha mai commentato pedozzi. L'aghe le avevano sulla parte di case. In antico, di fatto, alla vinga le solis o direttamente dal flum. Ma a San Giorgio di Noiar, gli pompis pubblicis erano al servizio dei Int fin dal 1896. 4 pompis in centro a San Giorgio, 3 a Ciarisà e una parom a che altre frazioni. Malisane e Fornei, in che volte sotto San Giorgio. Poi Noiar, Vilegnove, Ziline e Zuccule. Ma per causa di queste abbondanze di aghe, sono al mancul 40 anni che la Basse Furlane e lotta contro la volontà di che a Vueling si era gli pompis o pozzi artesiani. Il pozzo artesiano è un tubo di fiar battuto giù sottiare fin a città una falde di aghe buine di bevi. A sclarì il suo funzionamento che è a vonde complicato, a parte queste illustrazioni che us fa sviodi, a fin si limitarono a dire che la aghe di falde pal tubo in fiar e ven su di Besole. All'estate dal 1933 che un decreto real ha dato dignità al popolo des Pompis, dandogli il permesso ufficiale e in forme private di doprare la aghe per bevi a oms e bestis e per bagnalor. È un disma, e gli orti, innaffiare gli orti e i giardini che sono previsti dal Regio Decreto. Guardate bene, per il sindaco avviso chi deve fare ordinanze, che il Regio Decreto per usi domestici intende anche innaffiamento orti e giardini e abbeveraggio bestiame. A partire da fin della seconda guerra mondiale però, quistante ben sta, la Int aveva imparato a gioldirsi la pompa fin dentro al cortile. A San Giorgio, di fatto, i primi sabati iu pompis pe Int erano i fradis bollis, ma anche i ciarutins e i polentarus, duci artigiani specializzati. Ma voi si sa che in Zir Palmont, cause inquinamenti e altri, la aghe per bevi ande sempre di mancul e cui che non ha capito la esigenza dal popolo de Basse, lui incolpa di robà al mont la aghe des Faldis. La nostra difesa delle fontane è una difesa da ecologisti, da ambientalisti e non da egoisti che vogliono difendere la loro acqua del loro orto, della loro pompa, eccetera. Questa è una risorsa che noi abbiamo, che riteniamo di essere fortunatissimi ad averla, perché il mondo intero può sentire la siccità, ma noi molto di meno ovviamente, no? Da noi non mancherà l'acqua per anni anche se ci fosse la siccità. Ma il popolo des Pompis, c'è centrial, lui si ritiene come fortunato, è nascuto in un posto che non ha mai avuto bisogno di acquedotto, perché di aghe andere e ande tante. Il popolo des Pompis non robe noi a nessuno, anzi,
Son li pompis che attengono controllare la salute des faldis. Se la falde è cale, al cale anche il buttate pompe. Les faldis la aghe plui o mancul, al sarà sempre. E allora o Berlin a fuart che gli pompis sono necessari e non si tocin. I comitati di difesa des pompis, ma anche gli esperti del settore, affermano che gli sfaldis dal Friul daranno sempre aghe, anche se avessero di patire più di 70 anni di sex prolungato. I denigratori dal popolo des pompis, invece, sanno che certe realtà per interesse adoprano pompis a pressione e aggiaven via aghe di bevi e toletris sugli andi sfaldis. Per sé allora non ci passa con che sprechi. Invece di aghe di bevi, per sé non obbligano ad operare acque dosi di aghe di roie? A cui che al dis che il popolo des fontani si straziaghe, la int i poderesse rispondi. Oggi onde Furlani e dite, ma un riso viene le streaghe, quindi si là con l'autobot, ti tacchino une gomme da pompe, tu empri l'autobotte di aghe se non vi saghe, no? L'acqua è qua sotto, non è mica utile, non è mica in carne, è qua sotto, possiamo utilizzarla solo noi. Quindi non è che noi portiamo via l'acqua a qualcuno. Che i de base non sono rabbiosi, sono dome preoccupati. Donde vuole sempre siarare i pompis domestici. Le aghe non le hanno mai strazzate nessuno, ma dome do prade. Il popolo delle fontane ha la ragione. Gli ulimans des pompis, mandi.